I numeri, le parole e i simboli scatti da un fortino sotto assedio, da una barricata che rischia di essere travolta dalla spinta del nemico, foto dalla città che ospita la sfida diventata all'improvviso un sondaggio, un referendum sul gradimento dello sceriffo Giancarlo Gentilini. Così se i numeri dicono che Manildo ha 9 punti percentuali di scarto sul suo diretto avversario, dicono anche che la coalizione di centrodestra è stata trainata dalla lista di Gentilini che con le oltre 7.000 preferenze è riuscito a tenere chiusa la porta dell'enclave, una difesa dallo sfondamento ben più forte e tenace di quella del PDL fermo a poco meno di 2.000 voti e a quello della Lega Nord bloccata a 2.800 schede di consenso. Così dopo i numeri, ma prima dei simboli, a contare sono le parole, quelle dell'ex segretario veneto del partito e sindaco in carica di Treviso Giampaolo Gobbo, che spiega come senza Gentilini le cose potessero addirittura andare peggio. È evidente che è stato un leone, nel senso che ha combattuto effettivamente, quindi questo credo sia da dar atto. Poi ci sono le parole dell'attuale segretario regionale che incontrerà nelle prossime ore l'imprenditore Massimo Zanetti, eventualmente anche per un accordo. Io credo che sia normale incontrarsi con gli esponenti di forze che possono essere vicine da un punto di vista ideale dei programmi e della concretezza nel dare risposte a Treviso, e quindi direi che l'incontro con il candidato Zanetti sia un incontro giusto per Treviso. Per ultimi arrivano i simboli, gli scatti più significativi di un fortino sotto assedio, il K3 dove da 20 anni la Lega festeggia successi e Zaia arrivò per blindare all'elezione di presidente della regione, ridotto a una mensa dove allo champagne ha fatto posto la Coca-Cola. E poi la partenza di Gentilini da Casugana al termine di una lunga giornata, lui solo al volante della sua Lancia, con il pollice alzato.